Buonasera, bentrovati, è l'appuntamento dedicato allo sport. Martedì, Mirko Villanova in studio, qui dalla nostra web tv www.venetoglobe.com, e lo spazio è quello dedicato al mondo sportivo. Ogni giorno dal lunedì al venerdì sul canale 813 del digitale terrestre per quanto riguarda la provincia di Belluno e tra poco anche per quanto riguarderà tutto il Veneto. Naturalmente poi ci trovate come web tv sul web www.venetoglobe.com, questo è il nostro indirizzo. E allora cominciamo con le principali notizie anche per oggi. Si parla ancora di europei e sono stati degli europei veramente pieni di medaglie per quanto riguarda le italiane e gli italiani, e tra l'altro è stata ancora un'Italia da record e da podio in vasca nel nuoto, quella di ieri con Pizzini, Panziera e così il medagliere della Marca Trevigiana, perché in questo caso sono atleti proprio della Marca Trevigiana, colleziona un argento e 5 bronzi. Veramente complimenti. Il calcio italiano saluta e applaude il rientro nel Milan dopo ben 9-10 anni di assenza da quando salutò lo stadio di San Siro con l'ultima sua gara. Paolo Maldini è rientrato, ha accettato il progetto che Leonardo gli ha proposto e vestirà adesso la carica di direttore di sviluppo strategico. Leonardo parla anche di un altro grande rientro e ritorno, quello di Kakà. Caos invece nei campionati per quanto riguarda la Serie B, dalla Serie B in giù per quanto concerne appunto il calcio, perché dalla Serie B in giù c'è un caos totale. I campionati sono a rischio, si attendono i calendari della Serie C, si aspetta di conoscere l'esito dei ripescaggi della Serie B e così a rilento vanno anche naturalmente tutti gli altri campionati, a cominciare dalla Serie D, dai vari gironi e dai calendari, dall'eccellenza e dalla promozione. Per quanto riguarda eccellenza e promozione e probabilmente anche la Serie D, si parla che il giorno 10 dovrebbero esserci i calendari, quindi attendiamo ancora gironi e calendari. E facciamo il solito nostro punto e bilancio sul campionato di eccellenza che stiamo cominciando a seguire dettagliatamente. Sarà il campionato che seguiremo durante l'annata agonistica, perché come l'ha definito ieri, e lo sentiremo Mauro Tossani, allenatore dell'Ia Piave, è sicuramente una D2, cioè una Serie D numero 2 per importanza di squadre, di giocatori e di bellezza per quello che riguarderà appunto il campionato che si andrà a giocare. Giorgione con mister Perrone già al lavoro, Liventina in montagna con mister Rorato, poi il Treviso con Graziano si muoverà anche all'interno di questa settimana con alcune partite, perché c'è da capire se questi giocatori che si sta provando e che si sono messi in luce già sabato nella prima amichevole programmata con il Chions a Silea, se saranno da tenere oppure no, oppure se sarà da intervenire ancora sul mercato. Di questo e di altro abbiamo parlato con il presidente Visentin del Calcio Treviso in abbigliamento decisamente marino. Guardiamolo. Presidente, oltre al gran caldo inizia anche il Treviso, inizia a muoversi dopo un po' di giorni di allenamento, prima amichevole subito. Sì, oggi cerchiamo di capire la rosa come l'abbiamo composta, quello che sarà necessario se dobbiamo intervenire per migliorare. Insomma, oggi è soltanto una prova dopo 5 giorni, non è che ci aspettiamo il massimo, ma insomma ci serve come test per vedere se dobbiamo intervenire sul mercato ancora o meno. Ecco. Dicevo proprio a Graziano, finalmente comunque almeno si sa in che campionato siete, no? Quindi ormai inquadrato da parecchio, adesso si lavora decisamente per fare bene. Diciamo l'abbiamo saputo qualche giorno fa, diciamo 2 settimane fa, e da 2 settimane ci siamo messi a lavorare. Certo è che se lo avessimo saputo prima magari saremmo intervenuti anche prima, non sapevamo in quale categoria, anche se immaginavamo, ma la certezza non ce l'avevamo ancora. Un'eccellenza, ne parlavo appunto con il mister, un'eccellenza che è però veramente un campionato di eccellenza più che mai. Molto dura, più che eccellenza direi che potremmo paragonarlo quasi a una Serie D, sì, di fatto.
dove ci troviamo squadre che l'Istrana che ha mancato per poco la Serie D l'anno scorso, c'è il Mestre che arriva dalla Lega Pro e quindi con un organico, un'organizzazione sicuramente molto, molto valido, e molte altre squadre, Liventina, Luparense, sì. Ma insomma noi siamo qua e difenderemo il nostro nome. Quindi ci sarà da intervenire sul mercato, pensa? Io penso di sì, la rosa non è ancora al completo, oggi serve, è più un test per capire dove serve e che reparto serve, anche se nomi buoni ce ne abbiamo. Ecco. Quindi ci sarà da lavorare in questo Ferragosto? Direi di sì. Buon lavoro. Grazie mille. Buon lavoro quindi al presidente Visentin e al suo tecnico Graziano per allestire la rosa che ancora rimane un po' così rimane anche la rosa del Vittorio Veneto. Piero Tormena, direttore sportivo, con il presidente stanno lavorando alacremente per dare una rosa in grado di poter competere in questo campionato di eccellenza al mister riconfermato Zoppas. Si lavora sui campi di Solighetto per quanto concerne invece Della Bella e la sua Eclisse, Union QDP a Farra di Soligo e a Moriago in allenamento con mister Fedato, così pure Lombardi con il suo Porto Mansuè, Gionco con l'Union Pro ancora alla ricerca della situazione migliore e di alcuni uomini, Nervesa pure lui alla ricerca di qualche inserimento da completare per completare la rosa con Baldi e Fardin che sono direttore sportivo e allenatore, o invertito, naturalmente alla guida del Nervesa. L'Istrana di Bonaldo che ha riconfermato ieri Zanatta, il 40enne Zanatta, centravanti che tutti vorrebbero perché fa reparto da solo, ha confermato che ci sarà ancora per un altro anno perlomeno, e poi il Lia Piave che ieri sui campi del Jol di San Polo di Piave ha dato il via alla sua stagione 2018-2019. Mauro Tossani ai nostri microfoni. Allora, il vantaggio di quest'anno è che partiamo con un gruppo che si conosce molto bene, con il quale l'anno scorso, grosso modo, abbiamo fatto le ultime 20 partite insieme ed è rimasta, la colonna vertebrale è rimasta quella, e questo secondo me è un vantaggio perché si parte con la conoscenza anche dei metodi di lavoro, dello stile proprio comportamentale, eccetera, quindi questo può essere un vantaggio. Per il resto non so cosa dire, cioè la squadra va valutata in base ai risultati che ottiene in campo, insomma. Un vantaggio anche perché parte lei. No, vabbè, la differenza è che io lo scorso anno li ho presi in novembre, adesso li prendo in agosto. Ma la cavalcata che abbiamo fatto lo scorso anno è una cavalcata che deve rimanere nella memoria come punto di riferimento, ma ripeterla è impossibile. No, non difficile, impossibile. Abbiamo fatto lo scorso anno, non so se vi ricordate, abbiamo fatto dei numeri veramente importanti. Tra l'altro un campionato, quello che vi aspetta, tosto, molto tosto, con squadre importanti. Sì, è un campionato che può essere definito una D2 ed è uno stimolo comunque, dai. Sono convinto che più squadre buone ci sono e meglio è per tutti. Ma anche per il movimento stesso del calcio. Cioè la gente quando va allo stadio secondo me deve provare il gusto di vedere del calcio anche di buona qualità e divertirsi. E noi tra l'altro lavoriamo anche per quello, perché al di là dei risultati che sono fondamentali, perché sennò ti mandano a casa i risultati, una nostra idea è anche quella di proporre un calcio piacevole. Nel giro delle varie presentazioni il nome Lia Piave compare comunque tra quelli potenzialmente favoriti per un campionato alto. Da sempre però. Cioè da quando io alleno, Lia Piave sempre, che è fra i favoriti, Lia Piave, Liventina, sono per quelle. Sulla fiducia? Sì, sulla fiducia, perché è una squadra, cioè una società questa è ben organizzata, è una società che cerca sempre di fare bene, è una società anche ambiziosa, e quindi è ovvio che fra le squadre potenzialmente ai primi posti della classifica ci può essere anche Lia Piave. Però ripeto, io ho sempre detto questo, che gli obiettivi li determina il campo, quindi se dopo 10 partite hai 2 punti, gli obiettivi non sono quelli di vincere, capito? Invece ne hai un po' di più, sì. Il campionato può riservare delle sorprese anche inizialmente, no? Poi dopo una decina di partite comunque si comincia a vedere la griglia
delle pretendenti vere. Prima è difficile, ce ne insegna proprio la storia. Ci sono tante partenze false di tante squadre che sulla carta sembravano veramente forti, che dopo invece si sono perse per strada e pian piano invece poi i valori vengono fuori. Una bella D2, insomma, come diceva. Sì, una bella D2, dai. Eccola qua, l'ha coniata lui, insomma, questa nuova D2 per quanto riguarda l'eccellenza, e ne ha ben donde, ne ha ragione. Insomma, è il solito Tossani, molto calmo, pacato, tranquillo e non si sbilancia, però insomma il suo lì a Piave c'è. La promozione, ieri hanno aperto i battenti, si fa per dire, Conegliano, Fontanelle, Opitergina, Prodeco Montello e Vazzola, che si sono riunite tutte al lavoro. Oggi tocca al Villorba, di cui abbiamo già parlato con il tecnico Favarato, che prende il via domani Godigese e Lovis Spresiano, l'11 il Campigo, poi il 16 l'agosto, e poi attendiamo il Cornuda per sapere chi sarà il mister e quali saranno i giocatori da annoverare nella prossima formazione. Allora rimaniamo in promozione perché si è riunito, vi dicevo, il calcio conegliano allo stadio Narciso Soldan. Ieri sera abbiamo incontrato Vanni Moscon, che era subentrato lo scorso anno, si diceva non sarebbe rimasto a Conegliano insieme a Paolo Dalcini, invece sono rimasti entrambi, e allora sentiamo Vanni Moscon ai nostri microfoni. Sì, diciamo che dopo le problematiche dell'anno scorso, le sofferenze, la squadra è riuscita a salvarsi, la società ha voluto ripartire con un organico molto giovane, d'accordo con me, cercando di fare una squadra di giovani ma anche con giovani di qualità. Questa è la cosa importante. Diciamo che si parte per fare una programmazione, per fare un qualcosa nel tempo, senza andare a fare grossi proclami, ma cercare di soffrire meno l'anno scorso, almeno cercare di soffrire meno. Sì, questo è uno degli obiettivi principali sicuramente. Ne parlavo col Presidente, avete inserito anche degli elementi importanti nonostante tutto. Sì, abbiamo inserito dei giocatori importanti, giocatori che nonostante la giovane età hanno già giocato in categoria superiore, diciamo Di Gullo, diciamo lo stesso Zilli, che ha giocato anche lui nel Vittorio Veneto, Gilde, che ha giocato nel Vittorio Veneto, vincendo il campionato, è stato terzo, insomma giocatori che dalla loro parte, poi diciamo anche il portiere, nonostante la sua età, è Pezzato, è una vita che naviga nei campionati fra eccellenza e Serie D, diciamo che poi supportati da giovani importanti, giocatori dell'Eventina, giocatori del Montebelluna, alcuni giovani del settore e diciamo giocatori abituati, anche gli altri abituati a giocare in questa categoria. È una categoria, sarà un campionato in questo momento un pochino oscurato dall'eccellenza, che molti dicono è una seconda D. Questo campionato di promozione però non male, perché ci sono delle belle squadre che si sono quasi tutte rinforzate. Diciamo, la maggior parte delle squadre che l'anno scorso ha fatto bene e che puntavano a fare qualcosa in più, tipo il Portruguaro, l'Opitergina, dopo diciamo anche la Prodeco, che aveva già uno squadrone in prima categoria, poi si è anche rinforzata. Sì, diciamo che la promozione è un po' oscurata da questo campionato d'eccellenza, che è un campionato con molte squadre, che parlavamo prima, che si allenano addirittura il pomeriggio, dunque un semiprofessionismo. Però diciamo che la promozione, con queste 3-4 squadre importanti, comincia a essere una categoria che alla fine, se dopo c'è sempre la sorpresa, un campionato che sarà da giocare, noi siamo già un campionato che avrà quelle 3-4 protagoniste come ogni anno, però come l'anno scorso il Fontanelle di De Pieri, anche quest'anno speriamo ci sia una sorpresa. Come continuerai dopo queste prime giornate di allenamento? Già programmato una serie di amichevoli, mi pare. Sì, noi adesso facciamo allenamento mattina e pomeriggio, giovedì abbiamo già programmato un amichevole a Trevignano con una squadra di seconda categoria, dopodiché avremo l'Union QDP qui sabato 11, poi avremo il 18 a Postioma e dopodiché avremo un amichevole su con la Plavi, insomma. Sì, è importante, siccome ci sono tanti giocatori nuovi,
insomma, di cercare di vederli il più possibile e di farli giocare. Poi ne abbiamo anche parecchi e molti giovani, dunque possiamo giocare anche appunto giovedì facendo giocare un tempo 11 e un tempo gli altri, insomma. Mister, buon lavoro. Grazie a voi di nuovo. Buon lavoro anche a Vanni Moscone e a tutto il calcio conegliano del presidente dallanese. Il marchio che vedete è quello della TVB, perché l'occhiata alla TVB giornaliera gliela diamo sempre, con l'ufficializzazione che il raduno si terrà dal 20 agosto a Sant'Antonino, mini ritiro a Domegge di Cadore dal 29 agosto al 2 settembre, poi il 4 settembre prima amichevole a Pieve di Soligo contro Udine che seguiremo in modo particolare, ma di questo ne parleremo magari nelle prossime settimane. Campionato che inizierà il 7 ottobre. C'è un'altra squadra che seguiremo attentamente, quest'anno è della Rucker Sanve, che esordirà nel campionato di B1 a Lecco in trasferta il 7 ottobre, in casa invece il 13 ottobre contro l'Urania Fiat Milano. Riposo finito per il Benetton Rugby, che dopo le sedute in altura a Calalzo ha ripreso ad allenarsi alla Ghirada. Da ieri infatti coach Crowley ha cominciato a spingere decisamente sull'acceleratore per la prima serie amichevole stagionale fissata per il 10 agosto a Monigo contro il Worcester Warriors. Poi il venerdì successivo sarà la volta dei Leicester Tigers e sono due incontri che daranno subito la vera forza e faranno capire subito che ruolo potrà recitare il Benetton Rugby. Parliamo di Moco Volley Conegliano, tutto tace ancora, ci si ritroverà molto tardi quest'anno perché ci sono i mondiali, perché c'è la nazionale che sta giocando, insomma l'Imoco attende anche di ufficializzare la giapponese, si dice tutti che sarà una giapponese l'ultimo tassello che manca al roster per maschio e per Garbellotto, staremo a vedere. Per quanto riguarda la nazionale di Mazzanti si è già ritrovata, alcune pantere alla corte del tecnico naturalmente, torneo di preparazione che inizia oggi con Russia-Italia, domani Olanda-Italia, sabato e domenica semifinali e finali. E con questa notizia termina anche per quest'oggi il nostro appuntamento dedicato al mondo sportivo con Veneto Globe Sport da venetoglobe.com, il nostro digitale terrestre invece l'813 813 per la provincia di Belluno, tra poco anche per tutto il Veneto. A tutti voi una buona serata e naturalmente buon sport a tutti.